Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commento veneziano, siamo subito proiettati al Gran Premio di Silverstone, grandissima pole position di Valentino Rossi ragazzi, qui a Silverstone. E vogliamo fare un'altra vittoria, mamma mia. Ecco, di Silverstone ragazzi, dobbiamo stare attenti in questa... Ecco qua, alla partenza, la prima curva qua, perché ne ho fatti di tutti i colori nella mia carriera. In questo caso non so quanti incidenti, calma, calma, calma. Bravo curva. Silverstone non è mai stata una gara favorevole in Formula 1, non ho mai fatto neanche un 99esimo posto. Però in MotoGP invece mi sto reffando. Dai, vale, dai, così sono 5 giri, 5 laps. 5 fottutissimi giri. Frena, frena, porco. Frena, attenzione, grandissima sfida con Marquez e Vale se ne va. Grandissimo. Probabilmente su MotoGP, adesso non lo so, ma sul nuovo MotoGP non metterò neanche la traiettoria. Per me la traiettoria mi viene proprio automatico. La traiettoria ideale nelle curve le può fare una roba estrema. No, piano, piano, come non ammazziamo Marquez. Anche se la tentazione è grande, mamma mia, ho rischiato tanto però, Quest'anno in questa stagione ho collezionato anche tantissimi secondi posti con Marquez davanti. Dai che vale c'è, vale c'è, vale c'è, vale c'è. Dai raga. Dai raga. Qua forse vado un po' troppo veloce. Pianino come. E c'è tempo per superare Marchetto Marquez. Gran sorpasso qua. Wonderful sorpass. Nel tipico inglese di un Kumend, molto di madrelingua. Forse non fia dritto, ma va bene insomma, le licenze poetiche ci stanno. Primo giro completato, Marquez secondo a 0,4, come mi sembra di aver visto, non ho visto bene. È una serie vera, mamma mia. Ottimo, ottimo, ottimo. Intanto che in Formula 1 faccio cagare, ma da sempre, con tutte le varianti, il Silverstone di una volta, il Silverstone di 90, il Silverstone di 2000. E invece qua, in MotoGP, anche se all'inizio andavo male, adesso invece me la gioco alla grande. Però il tempo delle gare semplici è finito, perché dopo questa... Pare che questa non è vinta perché basta una caduta, non è come Bernal qua se cado sono fottuto. Ma il discorso è ragazzi che dopo iniziano le gare che non sono né sfavorevolissime né favorevoli, quelle che mi gioco il mondiale. Dove posso far schifo o far bene, dipende da come gira il cubo, perché il cubo è così, è un po' come le donne col ciclo, dipende come gira. Qualcuno sta pitturando per ufficiale, Stiamo pitturando qua, bravo Kuma. Buono, buono, buono. Perfetto. Molto bene, molto bene. Ok. Altro giro andato, mancano 3 giri. No, 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 che lungo, che lunghissimo. Bruttissimo errore qua. Purtroppo l'errore ci può stare, sono un po' paura. Adesso è ufficiale, il Kuma ha un po' di paura. Buono, dai che andiamo, dai che andiamo. Il vantaggio su Marchetto, contro il vizioso supera Lorenzo, bene. Più Lorenzo sta dietro meglio è.
Scodatissima. Scodatissima del Kuma. Attento, porco, attento. Buono, buono. Vicinissimo. 2 decimi Marchetto però, lunga, 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 lunga. Marquez mi supera. Niente, quell'errore all'inizio del terzo giro mi ha un po' scombussolato. Marquez torna davanti. Marquez purtroppo torna davanti. Mi sono fatto la bocca con la vittoria, non voglio perdere. Lorenzo è terzo. I magnifici 3 sono nelle prime 3 posizioni. No! L'erroraccio. È arrivato l'errore. Guarda Pedrosa, Vardio, Camomillo. È arrivato l'errore. È arrivato l'errore. La puttana. Da colpa di questa curva. Guarda, sono nervoso adesso. Calma, ragazzi. Non è ancora perso niente, raga. Calma, calma. Lungo, lungo. Lungo. Calma, Kuma, calma. Calma, freniamo un po', che sennò qua recuperiamo troppo. Perfetto, dai. Sono un po' rallentato, che sennò guadagniamo troppo, dai. Sta calmo. Ho buttato via una vittoria, non dico certa, ma quasi. Addirittura il podio sto buttando via. Queste sono le stagioni del Kuma, ragazzi. Quando sembra di aver già tutto in mano, di aver già vinto il mondiale, arrivano le stronzate. Sta caduta non me l'aspettavo proprio. In un punto anche, insomma, neanche troppo impossibile. Boh, vabbè. Bene. Adesso non ne recupero più Dovi è dura adesso. Devo rischiare, però non ho neanche voglia di rischiare troppo. Sento anche chiaramente le gomme andate. Stanno un po' battagliando il Dovi e Lori. Quindi forse posso rosicchiare. Buono. Dai, buttatevi fuori, cazzo. Ancora la rischia. Stavolta la salvo, ma non va bene, non va bene. Decisamente non va bene. Cazzo, almeno il podio però, Cristo santo. Perdo tanti punti qua. Non ci voleva questa, qua vado troppo lungo. La voglia di recuperare c'è, ma... ancora errore quasi. Mamma mia, me la sto giocando, fioi. Cioè il Kuma non rischia, non è il Kuma. Perché non ci sono più le gomme, ancora dritto. Non ho più le gomme, ragazzi. Non ho più le gomme, ufficiale. Niente, quarto posto se va bene. Quarto posto se va bene. Poteva essere una vittoria fondamentale, veramente. Potevo avere un bel vantaggio, almeno una gara di vantaggio sul secondo. E invece niente. Vabbè, tutto più combattuto, però tutto più bello, dai, non importa. Mamma mia, sento, no, se la sento, la moto non male di più. Non ci sono più le gomme, ragazzi, non ci sono più le gomme. E senza gomme è un po' duro andare avanti, No, anche lì non mi dà problemi. Sì, ciao. Ma vaffanculo. Ecco, ho frenato anche qua, chiaramente per non guadagnare da sta cosa. E addirittura perdo anche la quarta piazza. Mi butta fuori Pedrosa, grazie Pedrosino, grazie. La ringrazio Pedro, la ringrazio. Mamma che disastro sta gara.
Siamo tornati nel bar. Ciao. Neanche il rettilineo sta dritta, Fe. Beh. Tutto storto, tutto storto. Qua è grave. Questa prestazione è molto grave. Mi sono innervosito, l'ho preso in quel posto. Vabbè. Anche questo è sport. Anche se mi girano i coglioni. Cazzo, decimo, Dio santo. Decimo posto. Vediamo un po' la classifica. Mentre i protagonisti della gara raggiungono... Andiamo a gli stessi punti addirittura. 220 Rossi, 220 Marquez, 211 Lorenzo. Mondiale stupendo. Ma l'ho riaperto io come un pirla. Raga, un saluto dal Cubendone veneziano. Ciao!